Due auto, per motivi ancora poco chiari, si sono scontrate improvvisamente tra loro in un tratto rettilineo della statale provinciale 56 a Sant'Andrea di Povegliano. Nello schianto è morta una donna e tre persone sono rimaste seriamente ferite. Il forte boato della collisione ha fatto intuire fin da subito ai residenti nella via che le persone coinvolte lottavano tra la vita e la morte. Verso mezzanotte ho sentito uno scoppio tremendo, sembrava che saltasse per aria una casa. Sono corsa fuori e c'erano due macchine, una sul mio fosso, una dall'altra parte della strada, che fumavano. Ad avere la peggio una donna di 63 anni, Giuseppina Lobrutto, residente a Treviso. Con lei viaggiava il marito di 68 anni che è rimasto ferito. Feriti anche il conducente dell'altra auto, un 22enne di Quinto e una ragazza 21enne di Arcade. Dopo l'allarme lanciato dai residenti della via, sono accorsi subito i soccorsi per estrarre i feriti rimasti incastrati nell'abitacolo delle auto. Una ragazza solo è riuscita ad uscire, mentre gli altri hanno dovuto aspettare i vigili del fuoco. Sul luogo dello scontro sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito, oltre al SUME 118 e ai vigili del fuoco di Montebelluna che hanno messo in sicurezza i mezzi. Ora i residenti si chiedono se la strage potrà mai finire, visto che nella via le auto sfrecciano a tutte le ore a forte velocità. Sì, corrono come matti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non so, dovrebbero esserci dei dissuasori, dei controlli.